Io sono con Gianni Iannantuoni, manager della divisione pianoforti all'interno della Yamaha. Yamaha è nata proprio esattamente 125 anni fa con il pianoforte. Il primo strumento quindi costruito da Yamaha è stato un pianoforte. Quest'anno abbiamo appunto festeggiato i 125 anni e mentre agli esordi il pianoforte Yamaha era un po' considerato come un coraggioso pianoforte che andava contro corrente perché c'era il predominio dei tedeschi, pianoforti storici di prestigio. Col passare degli anni, grazie a questa grandissima passione che i tecnici e gli ingegneri Yamaha hanno avuto nel corso di questi anni, il prodotto si è sempre più evoluto ed oggi per esempio il Gran Coda Yamaha della nuova serie CFX è accolto in molti fra i teatri più prestigiosi a livello mondiale. Bösendorfer, che è un marchio austriaco, quest'anno festeggia il 185esimo anno dalla fondazione e è stato acquisito qualche anno fa da Yamaha. È stato acquisito ma comunque Yamaha ha mantenuto, ha rispettato i canoni della personalità di questo pianoforte, che ha una sua personalità, che è amato proprio perché non vuole assomigliare a nessun altro pianoforte, ha il suo carattere, la sua voce particolare, è particolarmente amato per i repertori diciamo intimi e quindi Yamaha ha acquisito questo marchio e grazie alla sua struttura di marketing diciamo molto ben strutturata continua a promuoverlo in tutto il mondo nel rispetto della sua natura. 2013 Mondo Musica presentiamo The Revolution, che ovvero sia il silent piano. Ci mancava. Che cos'è il silent piano? Il silent piano in realtà esiste da molti anni. Quest'anno però abbiamo fatto un ulteriore passo avanti presentando alle mie spalle il Silent SH, che praticamente è un sistema molto sofisticato che nasce insieme al pianoforte, non si può applicare a posteriori proprio perché è molto preciso e deve nascere con il pianoforte, permette di utilizzare il pianoforte a tutte le ore senza disturbare i vicini ma anche senza disturbare gli stessi familiari. La tecnologia dell'SH è basata sul suono binaurale. Questa parola un po' strana significa semplicemente che il suono è tridimensionale, per cui quando ci troviamo a suonare il pianoforte nel cuore della notte, per esempio, con la cuffia sulle nostre orecchie, abbiamo la sensazione di non averla questa cuffia e che il suono provenga direttamente dal piano verso di noi. Okay, we wrote this for a purpose to motivate you at this time. With this hypnotizing bassline, please feel free to lose your mind. And get high, get money, get sex, get real, all in between. Paolo Stefano, Product Specialist, Yamaha. Abbiamo alle nostre spalle un'altra bellissima novità e strumento Yamaha. Qual è e quali sono le caratteristiche? Beh, è uno strumento straordinario, direi. Parliamo del disc clavier Yamaha. Disc clavier viene dalla contrazione di due termini, disc e clavier. Clavier tastiera, disc vuol dire automatico, quindi un pianoforte che suona automaticamente. Infatti è possibile suonarlo e registrare la propria esecuzione, ma non si registra la musica, bensì si registrano tutti i movimenti che noi compiamo, sia sulla tastiera che la pedaliera. Il risultato è quello di poter poi riascoltare una vera esecuzione live da parte del pianista, che può andare tranquillamente a sentirsi quindi la sua esecuzione, come già detto, dal punto di vista dell'ascoltatore, cioè in sala. Ma non è l'unica caratteristica formidabile di questo strumento. È possibile anche fare il play di CD musicali e quindi per esempio avere dei CD con basi di accompagnamento, i cosiddetti minus one. Lo strumento è anche adatto per l'intrattenimento, per i pianisti di piano bar, perché al contrario possiamo magari fare il play di basi di musica leggera e quindi poter tenere delle serate fantastiche di intrattenimento. Ma vorrei spendere adesso due parole su una feature veramente incredibile, che è la remote lesson, perché il pianoforte disc clavier si può connettere alla rete internet.
Dunque, cosa è possibile fare? Immaginate di avere un Disclavier, non so, a Milano e un altro a New York, lo connettete via internet e voi da Milano potete suonare il Disclavier posto a New York. Questo dà luogo alla possibilità di realizzare delle lezioni a distanza, magari con un programma di videoconferenza per guardarsi e parlarsi, e quindi il maestro lontano migliaia di chilometri può fare lezione in tempo reale. Let's get right, let's get right, let's get right, okay. All the girls want hot and fine. All they looking for is hot and fine. All they ask for is hot and fine. They keep wanting that. Raffaele Volpe, responsabile della divisione Duty, strumenti ad arco e percussioni della Yamaha Europe Music con branch Italia, della divisione italiana. L'importanza degli strumenti, di questi strumenti, della vostra presenza all'interno di questa manifestazione e soprattutto la novità e l'innovazione di quello che è un marchio brevettato dalla Yamaha che state presentando e che sta riscuotendo maggior successo. Yamaha è 9 anni che partecipa a questa fiera, la fiera più importante a livello mondiale per quello che riguarda gli archi acustici. Come ben sapete presentiamo negli ultimi anni la gamma Silent, con il violino Silent, la viola, il violoncello e il contrabbasso Silent. Yamaha è nota per l'innovazione e la tecnologia, quindi ha cercato con questa gamma di prodotti di unire il mondo classico acustico al mondo moderno e alle necessità della musica moderna, e quindi tutta la gamma Silent punta proprio alla musica moderna, il pop, l'etno, il jazz, ed è quello che devo dire riscuote oramai negli ultimi anni il maggiore interesse qua in fiera. Now won't you have a double with me? Sicuramente i violinisti o comunque musicisti classici usano e continueranno a usare lo strumento acustico. Lo strumento silent, lo strumento elettrico, li aiuta in particolare nei generi dove è necessaria un'amplificazione e una performance sul palco maggiore. Gli strumenti acustici sul palco, soprattutto se presenti altri strumenti, c'è altre casse, microfoni, chitarre elettriche e via dicendo, possono creare disturbi a livello di risonanze sullo strumento acustico. Lo strumento silent risolve tutte queste problematiche e oltretutto introduce delle opportunità e quindi lascia libera la fantasia, la creatività dei musicisti. Un violino elettrico ad esempio può essere poi collegato a dei multieffetti, dei banalissimi multieffetti da chitarra, e quindi riuscire a suonare musica e generi differenti. E poi nella realtà i silent sono nati perché per risolvere le problematiche all'interno dei condomini e quindi degli appartamenti, ma in realtà oggi hanno uno sbocco totalmente differente. Il mercato e la mission di Yamaha dal 2013 in poi per quanto riguarda il mercato italiano. Noi prevediamo un lungo futuro per il pianoforte, probabilmente ci saranno delle trasformazioni, delle mutazioni. Il pianoforte verticale tende a diminuire nelle quantità a favore del pianoforte digitale, che è facilmente trasportabile e gestibile, ma il pianoforte è insostituibile, è un contenitore di bellezza, di poesia, e quindi noi crediamo fortemente nel pianoforte. Per questa ragione, nonostante la crisi di forte impatto, noi continuiamo a investire sempre di più, non risparmiamo, vogliamo investire sempre di più. Ci hanno descritto la buca. La buca, che è una trattoria ed è anche una locanda in cui dal 1880 la signora Miriam con le sue generazioni, questa è la quarta generazione, io sono la quarta, è riuscita ad esprimere un territorio. Prima di tutto è nato il culatello, la forma così com'è, che è il taglio zibello, è nato in questa cantina, perché prima era fatto in un altro modo, parliamo nell'800, e già questo mi ha portato vantaggio nel discorso di mantenimento delle cose. E poi le mie antenate hanno sempre fatto le cuciniere, facevano le cuciniere in casa dei pallavicini, di conseguenza, sai, allora non è che era tutto che non si muoveva nulla, era sempre uguale.
le cose porta avanti oggi e domani, poi sai, si invecchia e si prende questo carattere. Screaming and hollering. How can this love become so paper thin? You're playing so hard. Quali sono i piatti e le caratteristiche di questa gastronomia? Come le ho detto prima, il culatello è già l'inizio, è una buona presentazione, poi ci sono i vari tipi di paste antiche, tipo il pasticcio di maccheroni, che è un lascito del tempo degli spagnoli, non so, la mostarda di mele, anche quella che ci proviene da quel tempo. You have to be like this. I can never tell. Ho la fortuna di vivere in un territorio dove ci sono dei prodotti di eccellenza e dove qual è il formaggio, burro speciale, salumi speciali, io sono già a posto. You, you know, that's the way you make me love you, yeah. Dal 1880 a oggi, come è cambiato il modo di vivere la cucina e di gustare un territorio? Niente, perché io vedo che ho ancora i golosi, ho ancora la gente che viene, io cerco di gustare veramente, di andare alla ricerca di queste cose, quando sai hai quelle 4-5 cose importanti, insomma secondo me non è una cosa difficile. Che cosa consiglia di venire a mangiare all'interno di questa trattoria affinché si sentano un po' di questa sua Di casa, esatto. Di casa devono mangiare un bel piatto di cappelletti in brodo, come si mangiava all'uso antico. Una fettina di salame o di culatello, un bel piatto di cappelletti e un assaggio di mariola con lo zabaione all'aceto che è favoloso, e perciò dopo il mio cacio bavarese poi cosa si vuole di più? Un bel lambrusco. Che cos'è la buca? Questa è la mia casa, è la mia vita. I 3 buoni motivi per venire almeno una volta nella vita all'interno della buca di Zibello. Culatello, tagliatelle e dolce, e poi io. Io invito tutti a venire a visitare questa manifestazione, perché noi abbiamo altre manifestazioni internazionali, ma pur essendo io proveniendo dal mondo agricolo, quindi avendo una cultura limitata nella musica, però la reputo una cosa stupenda. Quindi invito tutti nel 2014 a visitare la nostra manifestazione, addirittura invito tutti ad aprile a fare una bella gita a New York, perché per il secondo anno avremo un mondo musica a New York. Quest'anno ha avuto un successo enorme, gli americani hanno fortemente voluto che ripetessimo l'operazione e noi per il 2014 l'abbiamo già programmata.